Facciamo un salto indietro nel tempo, immaginati insieme a me questa situazione. 1997, match tra Kasparov e Deep Blue, ovvero quella macchina infernale che a quanto pare sapeva giocare molto bene a scacchi. Siamo a 2,5 e 2,5 di punti, siamo in una situazione di parità, si sta giocando l'ultima partita che si decide se è più forte a giocare a scacchi l'uomo o la macchina. Kasparov gli tocca il nero, quindi parte già svantaggiato. Andiamo a vedere come va questa partita. E4 apre il computer, C6, difesa Karoken, difesa non troppo utilizzata da Kasparov, cavallo C3, D per E4, cavallo per D4, scusa E4, qui tutto regolarissimo, cavallo D7, fa tutto parte dell'apertura, cavallo G5, insidiosa questa mossa, cavallo G va in F6, questo cavallo da G5 mira subito F7 e in particolare F6, ricordati bene di questo punto perché fra poco ne riparleremo. Alfiere D3, buona posizione per l'alfiere, E6, fa tutto parte assolutamente dell'apertura, sviluppo dell'altro cavallo ovviamente in F3 e adesso H6 per rimuovere questo fastidiosissimo cavallo. Mi sembra ovvio che non ci siano posizioni troppo buone per questo cavallo, l'unica che mi viene in mente è 4, poiché da H3 sarebbe un po' tagliato fuori dal gioco. Tuttavia il computer inizia a fare delle mosse che sembrano umane, cioè gioca il sacrificio del cavallo sul punto E6. Dunque viene perso un pedone, scusami, viene perso un cavallo per un pedone, poiché dopo la cattura non si capisce bene come il bianco possa andare in vantaggio. Ora ci sono due tipi di continuazioni. Ti faccio vedere la mossa che giocò Kasparov, che è donna E7, quindi non catturando subito il cavallo, ma con l'idea di riprenderselo presto, poiché c'è l'inchiodatura. L'altra possibilità è ovviamente quella di catturare subito il cavallo. Questo ovviamente permette il controllo di questa casa che si è indebolita visto che non c'è più il pedone in F a controllare questa casa e il pedone in H è stato spinto, permette l'entrata dell'alfiere in G6 con scacco, re in E7, arrocco e la situazione ovviamente da giocare. Ovviamente il bianco gioca con un pezzo in meno, ma è anche vero che ha una posizione molto più armoniosa. Ma vediamo invece com'è andata veramente la partita. Su cavallo E6 abbiamo detto che Kasparov gioca donna in E7 e adesso per togliersi dall'inchiodatura arrocco corto. È il turno del nero che decide giustamente di catturare con il pedone. Che cosa sarebbe potuto accadere con la cattura di donna? Ovviamente l'inchiodatura tramite torre in E1, ok? Dunque cattura di pedone, adesso è il momento di continuare. Ovviamente questa è una casa troppo bella per lasciarsela scappare e dunque alfiere G6 scacco. Il re deve ovviamente andare via da questa casa, re di 8. La situazione è comunque precaria anche perché adesso il Deep Blue gioca alfiere in F4. Ha gli alfieri posizionati su diagonali taglienti dove ha il monopolio su queste diagonali, ha presto le torri che andranno su ottime colonne, mentre Kasparov, pur avendo un pezzo in più, ha gli alfieri e le torri che si intralciano a vicenda, cioè è come se Kasparov stesse giocando solo con due cavalli, tra cui uno che sta facendo veramente poco. Dunque questo sta ancora più a significare quanto l'attività dei pezzi e la coordinazione dei pezzi sia più importante talvolta del materiale. Kasparov ora gioca B5 con l'idea sia di sviluppare il proprio alfiere ma soprattutto di di controllare la casa C4 impedendo spinte come C4 che avrebbero a sua volta impedito al cavallo di andare in D5, mentre Kasparov non vede l'ora di fare questa mossa per liberarsi un attimino. A4 è la risposta del computer, alfiere B7, fin qui siamo ancora in una posizione di parità, nonostante, ripeto, il bianco abbia un pezzo in meno
per un pedone, siamo ancora in una posizione di parità. Torre 1, ecco che aumentano le pressioni, cavallo D5, finalmente viene fatta questa mossa che minaccia ovviamente l'alfiere, che si ritira in G3. È il turno del nero che deve inventarsi qualcosa. Kasparov qui si sentiva già veramente alle strette e c'erano varie mosse possibili. C'era A6 per sostenere i propri pedoni, però non è che ci siano tante altre cose interessanti. Kasparov giocò re in C8 con l'idea di togliere il re da questa diagonale e di metterlo su una casa piuttosto sicura. Pian pianino qui sta perdendo sempre più terreno. Cattura, cattura. E qui il Deep Blue giocò donna D3. Ok. A questo punto il commentatore Gran Maestro Daniel King disse su questa mossa: Garry sapeva di essere perduto, continuava a portarsi le mani sulla faccia ed aveva un colorito che era tutto un programma. Sappiamo Kasparov che ha un orgoglio incredibile, ovviamente se sei il migliore al mondo in quel momento hai tutti gli occhi puntati su di te, della stampa, la gente che ha aspettative su di te, c'è questa guerra tra uomo e macchina, quindi hai una responsabilità incredibile e probabilmente non riesci neanche a giocare al top delle tue condizioni. Kasparov giocò alfiere C6 per difendere questo pedone e adesso alfiere in F5 e qui il nero è praticamente spacciato. C'è ovviamente l'inchiodatura su questo pedone che non può catturare, altrimenti la donna verrebbe presa. Dunque che cosa si gioca? Che cos'altro si può giocare? Sono due le possibilità. O si fa comunque questa mossa così mi catturo un alfiere e poi mi catturo anche la torre e può essere interessante, così dovrei avere compenso, tenendo conto che ero già in vantaggio di un pezzo prima. Guarda cosa mi ritrovo ad avere, un alfiere e un cavallo contro alfiere e cavallo, e fin qui va bene, una torre con una torre e poi dovrei avere compenso perché ho una torre, un cavallo e un alfiere contro una donna, quindi questa potrebbe essere una buona soluzione. L'altra possibilità è quella di non accettare il sacrificio ma di giocare per esempio cavallo B4. Cavallo B4, momentaneamente si minaccia la donna e si posticipa questo tipo di minaccia. Donna G3 con questo attacco doppio su questi pezzi. Donna in D8, la donna si toglie dall'inchiodatura e permette sempre che l'alfiere controlli questo cavallo. Torre per E6, re in B7, torre in A in E1, con posizione comunque molto vantaggiosa per il bianco. Kasparov tuttavia decide di accettare il sacrificio. Accetta il sacrificio, pedone per alfiere, torre per donna, alfiere per torre, e adesso, come ti dicevo, ok, il nero è in vantaggio di materiale, se vogliamo così chiamarlo, per ora c'è C4. E su questa mossa Kasparov abbandonò. Perché abbandonò? Vogliamo vedere come poteva continuare? Per esempio, pedone per C4, donna per C4, bisogna assolutamente difendere questo alfiere. In che modo? Re B7 e qui c'è il matto con donna 6. Il re non può andare da nessuna parte e ovviamente qui c'è sempre la donna. Assurdo, eh? E niente, a seguito di questa partita si finì dunque per 3,5 a favore del Deep Blue e 2,5 a favore di Kasparov. Tutti i giornali, testate, i mezzi di comunicazione ovviamente spararono un po' di fango sul mitico Kasparov e lui, per difendersi, dichiarò le seguenti parole: posso assicurare i presenti che se Deep Blue comincerà a partecipare alle competizioni scacchistiche lo distruggerò. Lì ovviamente era l'ego che parlava,
Ovviamente spiace a tutti vedere un grande giocatore perdere in questo modo, soprattutto perdere in 19 mosse, quindi possiamo definirla a tutti gli effetti una miniatura. Bene ragazzi, spero che anche questo video di oggi vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani mattina con un altro nuovo video, sempre qui su Mattoscacco. Se il video ti è piaciuto, metti like, commenta e iscriviti al canale. A domani, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!